Tra i progetti comunitari volti all'interazione tra territori di confine, con finalità di interscambio e reciproca conoscenza tra aree di diverse lingue e culture, alcuni anni fa è stato istituito un collegamento di trekking ad alta quota tra le città di Innsbruck in Tirolo e Feltre in provincia di Belluno nell'Alto Veneto, attraversando quindi anche parte del territorio altoatesino. Si tratta dell'Alta Via Europa 2, un itinerario di ben 340 km suddiviso ufficialmente in 22 tappe e praticamente corrispondente alla parte centrale del tracciato che collega Monaco di Baviera a Venezia, scavalcando le Alpi. Una sorta di assemblaggio di due preesistenti alte vie, in grado di costituire una continuità di straordinario valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale. Il nome Alta Via Europa 2 fa chiaramente riferimento alla parte più collaudata dell'intero tracciato e rappresentata dalla famosa Alta Via numero 2, detta delle leggende, che collega Bressanone a Feltre. Il punto di partenza è indicato in Maria Theresienstraße, nel cuore della città di Innsbruck. Il primo approccio con la regione dolomitica, pur ancora geograficamente lontana, si ha però già al Kaiserjägermuseum, il museo dei cacciatori dell'imperatore, dove è raccontata la storia dei soldati scelti dell'esercito austro-ungarico e i combattimenti lungo il fronte dolomitico. Da questo punto l'Alta Via Europa 2 si inerpica sulle dorsali e ridiscende nelle vallate laterali poste alla destra orografica della Wipptal, dalla valle dell'Inn fino al Brennero. La parte conclusiva del percorso in territorio austriaco fa tappa al rifugio Gherer, nei pressi del ghiacciaio posto sul versante nord-occidentale dell'Olperer, 3.476 metri di quota. Questo è un territorio di cime imponenti, solcate da nevai e ghiacciai, intervallato da pietraie d'alta quota che dominano verdissime vallate alpine. Proprio a cavallo del confine italo-austriaco, l'Alta Via Europa 2 incontra il rifugio Landschutter, detto anche Venna alla Gerla o ancora Rifugio Europa, a simboleggiare la nuova Europa delle frontiere oggi aperte e delle contrapposizioni del passato finalmente superate. Il sentiero discende rapidamente in Val di Vizze. L'ambiente pastorale della Valle di Vizze accompagna i frequentatori dell'Alta Via fino all'imbocco del sentiero che riporta a quote più elevate, questa volta verso il rifugio Vipiteno, attraverso l'ambiente via via più selvaggio, ma sempre estremamente gradevole, dei Monti di Fundres, considerati un sottogruppo delle Alpi Aurine, luoghi dalla bellezza sconfinata, dove la natura alpina offre il meglio di sé. Il rifugio Vipiteno è base di partenza privilegiata per l'ascensione al Picco della Croce, splendido punto panoramico d'oltre 3.100 metri di quota. La vista da qui si apre verso lunghi orizzonti. Si riesce già a scorgere in lontananza il ghiacciaio della Marmolada, attraverso il quale passa lo stesso tracciato dell'Alta Via molti chilometri più avanti. È un ambiente d'alta montagna dai colori decisi che passano dalle tinte rossastre delle rocce al bianco accecante della neve che fa fatica a sciogliersi anche in piena estate, al blu intenso di una vera perla naturale, qual è il lago Selvaggio, appena sotto il Picco della Croce. L'acqua cristallina ricorda tonalità mediterranee, ma logicamente la sua temperatura non è altrettanto invitante, visto che il lago si trova ad oltre 2.500 metri di quota. Anche i cupi racconti sul suo selvaggio ruggire in occasione dei temporali fanno venire un po' i brividi. Nel cuore di questo territorio così isolato e incontaminato si trova anche il rifugio Bressanone. Più a valle, seguendo freschi ruscelli e cascatelle, si arriva a Fanealm, Malgafane, un villaggio alpino che sembra una cartolina d'altri tempi, nel calore del legno, tra sereni pascoli e sapori autentici. L'Alta Via discende poi lungo la valle di Valles fino a Rio Pusteria, paese natale della madre di Papa Benedetto XVI, e molto importante in passato per la posizione strategica, grazie soprattutto alla sua chiusa.
La forra del fiume Rienza, dominata dal castello eretto da Friedrich von Rodank nella prima metà del XII secolo, delimita l'altopiano di Naz Chaves, dove trova sempre più fortunato sviluppo la coltivazione su larga scala del melo. In questa zona speciale dell'Alto Adige, dove la Valpusteria si innesta nella Valle Isarco, si incontrano diverse fasce climatiche che in pochissimi chilometri trasformano radicalmente il paesaggio. La classica vegetazione alpina lascia improvvisamente il posto ai castagneti e sorprendentemente anche ai vigneti che rivestono i declivi attorno alla città di Bressanone. È qui, in effetti, che si produce il vino alle latitudini più settentrionali del territorio italiano. Sempre a nord di Bressanone si trova l'abbazia di Novacella, fondata dal vescovo Hartmann nel 1142. Rientra anch'essa nella vena costruttiva di chiostri e abbazie manifestatasi in Europa centrale e soprattutto nella parte meridionale della Germania nei secoli XI e XII, legata principalmente alla regola del vescovo Agostino. Degni di nota sono anche gli splendidi giardini e l'orto botanico. Il percorso dell'Alta Via Europa 2 approda qui nel magnifico centro cittadino di Bressanone. Bressanone, considerata la città più antica della contea del Tirolo ed uno dei più importanti centri artistici e culturali della zona alpina, si distingue per l'eleganza e la bellezza dei suoi edifici storici. Qui il rispetto della tradizione convive alla perfezione con la più sostenuta modernità. L'Acquarena ne è un esempio tangibile, ideale per ritemprarsi prima di riprendere l'Alta Via, che ora ci riporta di nuovo decisamente in quota alla Plose, vellutata dolce altura panoramica e rinomata area sciistica. Dalla piatta cima del Monte Telegrafo si ammirano a nord vette e valli protagoniste di avventure già vissute, mentre a sud ecco le Odle e il Sas de Putia, ossia il primo approccio con le fantastiche Dolomiti, oggi patrimonio dell'UNESCO. Le montagne dolomitiche si distinguono per forme e colori dalle Alpi più a nord e più ad ovest, in virtù della diversa origine delle rocce, che nel caso dei cosiddetti Monti Pallidi sono in buona parte di origine sedimentaria, qual è appunto la Dolomia, formatasi attorno ai 200 milioni di anni fa in fondali marini tropicali. Le Dolomiti sono famose in tutto il mondo per i paesaggi irripetibili e una natura che conquista, espressa anche nelle meravigliose fioriture e nella fauna selvatica che in fondo alla Val di Funes si può ammirare con facilità all'interno del parco protetto. Sentieri di tutti i tipi accompagnano gli appassionati di queste montagne attraverso itinerari affascinanti, appoggiati da tanti comodi rifugi, qual è il rifugio Genova, a 2300 metri di quota. Siamo nel Parco Naturale delle Odle Puez, dove questo patrimonio naturalistico è protetto con impegno e professionalità. La ripida Furcela della Roa è un po' come la porta d'accesso ad un ambiente più aspro e severo. Attraverso Forcella Nives ecco il rifugio Puez, a 2475 metri di quota, posto sull'altopiano del Puez Gardenaccia, dove si trova anche il Col della Sone, dalla curiosa forma a campana che gli deve evidentemente il nome. Quest'area è posta in posizione dominante sulla Vallunga che sfocia presso il paese di Selva in Val Gardena. Ecco già da qui ben visibile la caratteristica sagoma piramidale del Piz Bouet e prima di ridiscendere nuovamente appaiono due tra le più famose montagne della regione dolomitica, il Monte Civetta e il Monte Pelmo. Al Passo Gardena, posto tra le verdissime Val Gardena e Val Badia, si ritrova la strada asfaltata e il traffico automobilistico dopo tanta natura selvaggia, ma è solo una parentesi. Prima di immergerci in un nuovo mondo di roccia, ghiaccio, neve ed acqua, il gruppo del Sella. A differenza dei più classici gruppi dolomitici, il gruppo del Sella non è caratterizzato da denti, torri e guglie. Assomiglia piuttosto ad un insieme di gigantesche fortezze con delle pareti altissime, contraddistinte da una larga cengia a metà altezza che cinge l'intero massiccio.
In un primo avvallamento a 2585 metri di quota e in prossimità di un classico laghetto alpino dalle tonalità verde smeraldo si trova il rifugio Cavazza al Pisciadù, dal nome della cima che lo sovrasta e che fa ben comprendere una caratteristica della zona, ricca di cascatelle e ripidi torrentelli generati per lo più dallo scioglimento delle nevi, sempre abbondanti in questo territorio fino all'inizio della stagione estiva. L'origine marina di queste rocce è qui particolarmente visibile grazie alle molte tracce fossili di megalodonti, facilmente osservabili sui massi che si incontrano lungo il sentiero principale. Erano appunto degli organismi marini dotati di conchiglia, vissuti attorno ai 200 milioni di anni fa, ed oggi fossili caratteristici della roccia dolomitica. Gli stambecchi vivono qui pacificamente in gruppi numerosi durante la breve stagione estiva, alla continua ricerca di una magra vegetazione commestibile. Il rifugio Boé, alla base dell'omonima cima, si trova in un pianoro soleggiato immerso in un ambiente lunare, assolutamente suggestivo. L'alta via Europa 2 conduce ora alla ripida discesa verso il passo Pordoi. La discesa lungo un vallone detritico inizia nei pressi del rifugio Forcella del Pordoi e del poco più distante rifugio Maria, servito anche da una frequentata funivia. Vale però certamente uno sforzo in più l'ascesa alla cima del Piz Boé, dove si trova il rifugio Capanna Fassa, a ben 3152 metri di quota. Luogo panoramico in assoluto tra i più spettacolari di tutte le Dolomiti, grazie appunto all'elevata altitudine e alla sua posizione privilegiata. Ma è anche un punto significativo perché proprio qui, e solo qui, si incontrano le tre province di Bolzano, Trento e Belluno. I numerosi escursionisti che frequentano questi sentieri durante la stagione estiva, visti dall'alto, sembrano tante formiche in processione. Si lascia dunque in questa zona spettacolare il territorio dell'Alto Adige. L'Alta Via Europa 2 proseguirà fino a Feltre attraversando ancora molte cime vallate dalla bellezza straordinaria. Con particolare riferimento all'imponente massiccio della Marmolada e relativo ghiacciaio, alle pale di San Martino, al ghiacciaio della Fradusta e al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, sempre lungo la linea di confine tra Veneto e Trentino. Questo percorso escursionistico, iniziato circa 340 km più a nord, nel cuore del Tirolo, termina tra le architetture tipicamente veneziane di Feltre, città ricchissima di testimonianze storiche ed artistiche. L'Alta Via Europa 2 è un'esperienza che unisce i veri appassionati della montagna e della natura a tutte le latitudini. Un'esperienza da prendere certamente in considerazione, più facilmente in modo anche solo parziale, secondo le proprie possibilità tecniche e fisiche e soprattutto secondo la propria disponibilità di tempo, ma capace in ogni caso di lasciare scolpita nella memoria una straordinaria quantità di immagini e una ricchezza di indelebili emozioni.